Ricordiamoci sempre di essere bambino. semplici, cara Simona, sì, perché la quello semplicità, è l'autenticità e la forza disarmante. delle persone. Grazie Simona davvero per averci raccontato la tua vita, seconda vita, un po' del tuo percorso. Saluto il professor Crisanti, a proposito di principi è a Londra, la stiamo torturando professore, la raggiungiamo anche in Inghilterra. Come va? Poi ci deve raccontare un po' bene come stanno facendo gli inglesi, perché c'è chi lo vorrebbe prendere a modello, no? Questa vaccinazione di massa che però si è spinta verso vaccinare tutti prima dose, e quindi appena subito dopo la pubblicità ci racconta e ci spiega l'Inghilterra, ma anche quello che sta succedendo in Italia. Saremo in collegamento con Brescia, dove c'è una zona arancione rafforzata, insomma c'è veramente chi parla già di terza ondata. Pubblicità e poi Crisanti, Brescia e vedo anche Gad Lerner. Professor Crisanti, prima di parlare della Gran Bretagna parliamo di noi, perché qui accadono cose. Salvini incontra Draghi, dice abbiamo parlato di riaperture, sarebbe banale parlare di sottosegretari, aggiunge alcune norme di buonsenso, quelle sui ristoranti mi sembrano palesi, se sono sicuri a pranzo allora lo sono anche a cena. Patuanelli, ministro delle politiche agricole, ex ministro dello sviluppo economico, dice stiamo lavorando a protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza. Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, Partito Democratico, dice ragionevole il discorso di Salvini quando dice di introdurre una maggiore flessibilità per alcune categorie laddove i rischi sono minori, ad esempio i ristoranti la sera nelle città dove le cose vanno meglio, e Salvini scrive Plaude Bonaccini, fa piacere un consenso trasversale. Questo diciamo è lo scenario, vorrei il suo parere, Crisanti. Ovviamente non sono epidemiologi questi che fanno queste affermazioni, cioè che devo dire? Guardi, qui in Inghilterra, e faccio riferimento all'Inghilterra, Boris Johnson ha detto che si riapre a giugno, perché loro la variante inglese ce l'hanno avuta e sanno esattamente quello che comporta. Qui ci si deve rendere conto di una cosa: le varianti sono la maggiore minaccia che abbiamo per uscire da questa situazione, che significa che se queste varianti, guardi, le faccio solo un esempio, guarda, la variante inglese ha azzerato tutte le vaccinazioni fatte fino adesso, è come se ripartissimo da capo. Perché? Perché invece di vaccinare il 70% della popolazione bisogna vaccinarne il 75-78%, quindi significa che il programma diciamo, l'orologio del programma di vaccinazioni è stato di fatto spostato. No, non ho capito però, ma perché le persone che si sono vaccinate sono protette anche verso la variante inglese? Sì, sono protette, però significa che se lei deve vaccinare il 70% di popolazione e il 75%, significa che bisogna vaccinarne 3 milioni in più. Quindi significa che bisogna aggiungere 3 milioni in più al programma di vaccinazione per arrivare all'immunità di gregge. Questo è un problema di timing. Allora, io devo dire, ieri lo dicevo al suo collega, il professor Bassetti, perché mi ha detto però che i ristoranti, che questo discorso dei ristoranti aperti la sera rispetto ai ristoranti aperti all'ora di pranzo, la situazione è uguale. Io ho citato il cosiddetto, perché oramai a forza di intervistarvi, professore, sono un po' epidemiologa pure io, nella mia, diciamo, ignoranza da giornalista, però diciamo, a forza di ascoltarvi qualcosa l'ho imparato. C'è il tema del rischio epidemiologico, cioè più stiamo in casa più siamo protetti, giusto? Dopodiché però dal suo punto di vista questo è quello che diciamo io riporto, però me lo rispieghi meglio lei, cioè perché secondo lei i ristoranti devono continuare a essere chiusi la sera, e in Gran Bretagna, per capirci, a pranzo sono aperti, la sera sono aperti, come funziona? Ci faccia anche un po' il cronista. Guardi, qui in Gran Bretagna è tutto chiuso da 8 settimane. Tutto. Che vuol dire? I negozi? Ristoranti, negozi, tutto. Ecco, lockdown. Non ci si può muovere da nessuna parte, è tutto chiuso. Vabbè, comunque guardi, il problema è un problema di probabilità. Più persone si incontrano di nuclei familiari diversi, più aumenta la probabilità che trasmettono un'infezione, perché l'infezione cammina con le nostre gambe. Ora, il ristorante può essere il più sicuro del mondo, può aver adottato tutte le misure, ma se io sto a mezzo metro di distanza di fronte a un'altra persona che è infetta, me la passa l'infezione, cioè non c'è sta niente da fare, non è un problema di sicurezza del ristorante, è un problema di sicurezza dei comportamenti. Noi nel ristorante mettiamo insieme persone di nuclei familiari diversi, si levano la mascherina, parlano, conversano per un periodo di tempo sufficiente a infettarsi. Ora, sicuramente non c'è differenza tra pranzo e cena, l'unica differenza che c'è è che, di nuovo, è un compromesso che facendo riaprire solo a pranzo di fatto
diminuisci il numero di incontri e quindi la probabilità. Sul fatto che non ci sia differenza a pranzo e a cena non ho dubbi. L'unica cosa è che limitando le cene Ecco. chiaramente limiti le probabilità. Però, È tutto professore, qui. allora la domanda è questa, quella che fanno anche i nostri affetti stabili qua in studio spesso. Se si rispettano tutte le regole, no? Che sono state date ai ristoranti, c'è il rischio comunque? Oppure, diciamo, se io vado al ristorante che in teoria rispetta tutte le regole e dice di rispettare le regole di distanziamento, eccetera, il rischio non c'è più? Guardi, se lei va a un ristorante che rispetta tutte le regole e lei sta al tavolo con la sua famiglia e magari a 3 metri di distanza c'è sta un altro tavolo di persone con la propria famiglia, probabilmente non si infetta nessuno. Se noi invece andiamo al ristorante e cominciamo a incontrare persone che usualmente non incontriamo, è chiaro che la probabilità di infettarsi aumenta. Cioè non è il problema del ristorante, il problema è del comportamento, mi creda. E il ristorante purtroppo è il luogo dove questo comportamento non virtuoso avviene. Ma anche per forza di cose, perché se devo mangiare la mascherina me la abbasso. Esatto, è Adesso, questo che i ristoranti dovrebbero essere chiusi, perlomeno. E questa è la Allora, ragione, perché di fatto non è che il ristorante è pericoloso quello che facciamo. Perché le faccio un esempio: se al ristorante si mettessero in atto delle misure per cui si entra solo se per lo stesso nucleo familiare o al massimo di 2 nuclei familiari, il ristorante immediatamente diventerebbe un luogo sicuro. chiaro. Allora, saluto Gad Lerner perché noi stavamo cercando di collegarci con Brescia perché lì ma c'è un problema tecnico. Ahimè succede, Gad, hai fatto tanta televisione anche tu, per cui sai che capita anche ai migliori, perché peraltro per Brescia c'è questa zona arancione rafforzata che vorrebbe dire chiusura scuole elementari, infanzie e nidi, divieto di recarsi presso le secondo case, chiusura delle attività universitarie in presenza. La domanda che ti faccio è se il governo Draghi sarà più o meno rigido con le misure, secondo te? Perché a sentire, diciamo, Salvini, che è un importante azionista di questa maggioranza, io qui metto sempre, ho semplificato sulla lavagna i partiti, così è tutto un po' più chiaro, diciamo, Bonaccini comunque è un autorevole esponente del Partito Democratico, presidente della Conferenza per le Regioni, Patuanelli, Movimento 5 Stelle, sarà più o meno rigoroso, secondo te? Perché, diciamo, cambierà qualcosa nel nostro quotidiano? Questo ci interessa a tutti. Al momento no, la risposta è molto semplice e la posso dare perfino io che mi sono autoimposto rigorosamente il codice non parlare di cose nelle quali non sei competente. Ho ascoltato con attenzione il professor Crisanti, posso addirittura avventurarmi, osare aggiungere alle sue parole un'interpretazione per cui il ristorante nelle zone in cui, gialle per intenderci, a mezzogiorno è un servizio fornito a chi va a lavorare, a chi è fuori per lavoro, la sera ben più frequentemente, lo sappiamo, il ristorante è un luogo di più che legittimo svago. Allora, io l'altro codice che mi sono dato in questi mesi di mia totale ignoranza davanti a cose che nessuno sa, non sappiamo nemmeno quanto dura la vaccinazione, se chi è vaccinato può essere ugualmente veicolo di contagio o meno, ma insomma l'altra cosa regola che mi sono dato è di provare maggior simpatia per quei politici i quali hanno il coraggio di assumere decisioni impopolari, come anche in questi giorni gli amministratori di Brescia o della Lombardia, non c'entra il colore politico, rispetto a quei politici ai quali non costa nulla fare un comunicato dicendo sto lavorando per una maggiore apertura. È ovvio che dà una strizzata d'occhio a tutti noi che avremo voglia di andare fuori a farci la pizza la sera, ma mi fido più di quelli che hanno il coraggio di essere impopolari in questo momento. Ecco, ma una cosa è certa, e lo abbiamo raccontato nel corso della prima ondata, continueremo a raccontarlo, che il Covid ha messo in luce anche quelle che sono le carenze del sistema sanitario nazionale, le problematiche ovviamente della reazione che si è avuta nei vari territori italiani. Vogliamo accendere una lampadina con Luciana Coluccello e Stefano Lorenzi sul
Molise. Vi dico già da ora che noi abbiamo invitato la Regione e rinviteremo, e ve lo diciamo già da adesso, chiunque voglia abbia qualcosa da dire su quello che noi vi raccontiamo. Siamo ovviamente aperti alla risposta in questa o nelle prossime puntate, però guardate un po' cosa succede lì, perché lì il numero dei morti è veramente, veramente molto, troppo alto. Dai bollettini ufficiali ASREM risulta che noi abbiamo una mortalità purtroppo riferita ai casi gravi di ricovero Covid che va dal 40 al 50%. Sono dati allarmanti quelli che riguardano la percentuale di morti sui ricoverati per Covid in Molise, dove gli ospedali sono al collasso e le terapie intensive sono sature, tanto che la Procura ha aperto un fascicolo e lo stesso consigliere del ministro Speranza ha espresso preoccupazione. Mi sembra un po' elevata la percentuale dei morti sul totale, perché la percentuale del 40-50%, se tutti quanti fossero morti in terapia intensiva, sarebbe in qualche modo tipica della prima fase, non della seconda in cui i dati erano migliori. Se fosse su tutti i ricoverati sarebbe un dato un po' da approfondire. Il personale è veramente contato e quindi l'attesa nella risposta di assistenza potrebbe tardare. Però vi assicuro che i nostri medici, i nostri infermieri stanno facendo l'impossibile. Ci sono delle graduatorie con oltre 1000 infermieri, 1000 OS che potrebbero essere assunti immediatamente e ancora non viene stilata la graduatoria pubblica. La sanità molisana è commissariata da anni e a proporre il nuovissimo ospedale di Larino come centro Covid era stato, ormai 9 mesi fa, proprio l'attuale commissario Angelo Giustini. Idea bocciata a favore di un'ala esterna dell'ospedale di Campobasso, l'ex hospice, anche questo alla fine mai reso disponibile. Non sono pronti neppure i moduli esterni, piano B che doveva ospitare 8 posti letto, e gli ospedali, diventati misti in emergenza, mostrano al loro interno gravi carenze. Pochi giorni fa, per esempio, è mancato l'ossigeno. Questo è un tubo di rame posticcio, si vede bene, passato in grande emergenza per far fronte alla carenza di ossigeno in alcuni reparti Covid. La Procura ha aperto un'indagine, un fascicolo ampio che va dalla documentazione del piano Covid approvato 7 mesi fa e di fatto mai veramente realizzato, alle criticità riscontrate negli ospedali molisani dai NAS, alle denunce dei parenti di vittime di Covid. Come Maria Teresa, che ha registrato tutte le richieste di aiuto del padre ricoverato lo scorso novembre. Ascoltate questo audio. Le mascherine sono difettose, venite, una mascherina molto più grande ci vuole. Ma poi non basta l'ossigeno, non arriva l'ossigeno, io sto morendo asfissiato. Papà Gaetano muore 2 giorni dopo questo audio, una settimana in tutto ricoverato, e la figlia fonda insieme ad altre persone che hanno vissuto la sua stessa esperienza il comitato Verità e Dignità per le vittime di Covid-19. 3 mesi dopo si ritrova tra le mani questo documento di ASREM che chiede proprio la sostituzione dell'impianto di ossigeno che alimentava il padre, poiché è datato e non permette più un continuo e sicuro afflusso richiesto. Questa è proprio la prova eclatante di quello che è successo. Hanno fatto un provvedimento per affidare lavori per risolvere le non conformità, cioè lì non arrivava niente. Quando lui diceva sto soffocando, è difettoso, ecco, si spiega tutto. Abbiamo richiesto anche via mail una replica al direttore generale di ASREM, Oreste Florenzano, ma ad oggi questa è l'unica risposta che abbiamo ottenuto. Le posso chiedere quando posso richiamarla? È che sarebbe molto importante una sua replica. C'è un piano Covid che non è mai stato attivato, però, Florenzano. Non posso parlarne in questo momento. Mi dica lei quando posso richiamarla. Ecco, ci ha raggiunto telefonicamente invece il commissario ad acta Angelo Giustini per farci sapere che non aveva tempo per un'intervista, ma che da parte sua si sta impegnando a portare a termine il piano sanitario che appunto conferma non è stato ancora fatto, quindi ovviamente siamo a disposizione di tutti. Gad, tutti ci chiediamo, a parte se vuoi commentare quello che abbiamo raccontato, perché tutti noi ci stiamo rendendo conto, no? E le occasioni di crisi servono anche a migliorare, anche se ovviamente questo non restituisce i morti nelle persone che hanno sofferto durante questa pandemia. Sì. Non ci eravamo messi d'accordo e non sapevo che avresti trasmesso un servizio sul Molise, ma io ci sono stato di recente per una inchiesta di Rai 3
ed è un caso davvero interessante. Non farò nomi, ma il Molise è una regione molto più della Lombardia, anche se più piccola, in cui la sanità privata ha preso il posto della sanità pubblica. Addirittura c'è un istituto privato, l'azionista è un europarlamentare che prende una marea di voti e di preferenze in questa piccola regione, che è meta di, come dire, immigrazione sanitaria, cioè persone che ci vanno apposta da fuori, ma ha drenato praticamente tutte le risorse, e non mi stupisce purtroppo l'esito che tu hai raccontato, perché anche qui, senza far nomi, il Molise è la regione nella quale è normale che il direttore sanitario di questo istituto, posseduto dall'eurodeputato, possa diventare da direttore sanitario presidente della regione o viceversa. Sono, diciamo, giochi tra pubblico e privato che sono andati a danno dei molisani. Professor Crisanti, vengo da lei e aggiungo un tassello. Quando sentiamo parlare di terza ondata, perché in che cosa è diversa dalla seconda? Cioè, c'è una terza ondata a Brescia, ad esempio, o in altre parti d'Italia. Adesso ho letto che Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ha istituito una zona rossa in uno dei comuni del Lazio, se volete vi dico anche qual è, Torrice, provincia di Frosinone. Ma guardi, la trasmissione dipende fondamentalmente da due fattori: dalla capacità del virus di trasmettersi e dalle opportunità che noi gli diamo. È chiaro che le zone gialle non funzionano, questo basta fare riferimento a quello che era successo in Lombardia durante la seconda ondata. Soltanto quando la Lombardia è diventata zona rossa in qualche modo è riuscito a diminuire i casi, quindi è nella storia e nella dinamica di trasmissione del virus quello di colpire le persone che sono suscettibili, e quindi è chiaro, se noi gli diamo opportunità, il virus si diffonde, senza contare che adesso la variante inglese, a quello che ci ha detto l'Istituto Superiore di Sanità l'altra settimana, da pochi casi sporadici a dicembre è arrivata al 35%, questa è una variante che ha una trasmissibilità estremamente elevata, molto più di quella che abbiamo avuto durante la prima e la seconda ondata, quindi è chiaro, più opportunità gli diamo, più il pericolo aumenta. E in più ci sono queste varianti resistenti al vaccino che obiettivamente pongono una minaccia ancora maggiore di quella della variante inglese, perché queste sono potenzialmente in grado di neutralizzare un anno e mezzo di ricerca e un anno di ricerca e di sforzi. Faccio la controparte anche con gli epidemiologi oramai, sai, io per diciamo, tradizione giornalistica faccio sempre la controparte, perché cerco sempre di dare un dubbio al mio intervistato, perché mi dicono che però altri suoi colleghi dicono che la variante inglese è protetta, la variante sudafricana è protetta dal vaccino, siamo protetti dalla variante sudafricana grazie al vaccino, il problema c'è con la variante brasiliana. Invece lei mi sta dicendo che... È il contrario, casomai, è il contrario. Guardi, il Sudafrica ha sospeso addirittura la vaccinazione AstraZeneca per la variante, per la presenza della variante sudafricana. Però... Quindi di fatto le varianti sono un problema. E quindi come dovremmo fare però allora? Guardi, è molto semplice, una volta che c'è un focolaio di varianti bisogna chiudere. In maniera chirurgica, selettiva, ma non chiudere zona rossa, zona arancione, chiudere come abbiamo fatto a Codogno. Quindi anche attività produttive, anche negozi? Casa, certo, perché guardi, se si diffonde non c'è difesa. Allora, adesso vi collego con Brescia perché siamo riusciti a rimettere in piedi il collegamento con il nostro Gasparri. Vai, raccontaci tutto prima che ricada il segnale. Vai, Francesco. Sì, ci troviamo all'interno del nuovo reparto Covid degli ospedali civili di Brescia, che sarà inaugurato domani. Come sappiamo, Brescia è al centro di un vero e proprio caso nazionale. Qui il numero dei contagi è quasi il doppio rispetto alle altre province del Bresciano. Solo nelle ultime 48 ore 709 contagi e 4.000 nell'ultima settimana. Questo ha portato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a dichiarare una nuova ordinanza che prevede per la provincia di Brescia e 7 comuni del Bergamasco di passare a colore arancione rinforzato, ovvero con le solite limitazioni, e in più la chiusura delle scuole e il divieto di recarsi nelle seconde case. Bertolaso ha parlato di una terza
ondata e preoccupano anche le varianti che sono più o meno a un 50% dei positivi. Siamo in compagnia del dottor Perani, che è il bed manager di questo ospedale, ovvero colui che si occupa di gestire la situazione dei posti letto in base alle emergenze e alla gravità. Com'è qui la situazione a Brescia? Il numero è in costante ascesa e preoccupano il numero dei ricoverati e l'emergenza dei posti letti? Sì, l'ospedale è in grande allerta perché la pressione è salita costantemente. La seconda andata è stata molto diversa e ha chiesto risposte diverse da parte di questo ospedale. Abbiamo avuto un ospedale che si è riconvertito, ma fortunatamente pensavamo di non essere l'epicentro perché era la zona di Milano, Monza, Varese. Abbiamo dato questa volta una mano a ricevere pazienti, abbiamo preso più di 200 pazienti fuori provincia per poter contribuire a loro, ma ci siamo accorti subito che qualcosa non andava, perché mentre l'ondata che arrivava dal resto della regione è calata, il numero di pazienti bresciani è continuato a rimanere alto, non è mai calato, ha continuato a tenersi alto. L'onda noi non abbiamo sentito la fine della seconda ondata, siamo continuamente rimasti su un plateau sostanzialmente, e questo plateau adesso sta salendo da ormai sono più di una settimana, che gradualmente continua a crescere, e questo ovviamente ha chiesto ulteriori sforzi organizzativi e messo pressione su questo ospedale. Sì, quindi domani sarà inaugurata questa nuova struttura che fornirà ulteriori 32 posti letto a Brescia. Come un anno fa, insomma, questa zona insieme al Berganasco è stata quella più colpita, insomma, lei come se lo spiega? Beh, questa zona sta incrementando, come dicevo, in modo molto diverso dalle altre province limitrofe. L'entità delle varianti, il numero delle varianti che c'è sul territorio in effetti è più alto di quello segnalato come valore medio della regione Lombardia. Anche l'ultimo campionamento fatto dice che il wild type, il virus di Wuhan qua è il 20%, il resto sono varianti quasi completamente inglesi. Questa è la situazione di Brescia e questo probabilmente giustifica l'aumento del numero dei contagi e l'aumento del numero di malati. La malattia sembra la stessa, la percentuale di pazienti in terapia intensiva rispetto a quelli che arrivano è sostanzialmente la stessa, però la velocità del contagio fa sì che i malati siano di più contemporaneamente, quindi l'incremento delle manovre di contenimento, l'attenzione, il distanziamento sociale, la pulizia delle mani, le mascherine sono particolarmente importanti adesso. Si poteva presumere che si calasse l'attenzione in questa fase, in realtà adesso è il momento di stare più attenti, sempre più attenti. Però Brescia e Lombardia viene una settimana di zona gialla, quindi le aperture ci sono state. E sempre nel comunicato, nella conferenza stampa di oggi della Regione Lombardia è stato dichiarato che verrà rimodulata la posizione dei vaccinazioni, che verrà concentrata nelle zone a particolari cluster di contagio. Allora, tutto quello, non sono ovviamente scelte su cui posso intervenire direttamente, però quello che posso dire è che tutto quello che serve per contenere il contagio avrà effetto successivo. Il cambio adesso dell'ordinanza lo sentiremo fra 2 settimane. Certo. Le vaccinazioni probabilmente servirà almeno un mese, penso, prima di avere un effetto sugli accessi in pronto soccorso, quindi lo sforzo in questo momento è importante. Ma lei è d'accordo su questa scelta di concentrare dove c'è subito l'emergenza? Personalmente penso che più misure di contenimento si possono fare, meglio è. Non è una scelta nostra, però io sono solo contento se dove il contagio si diffonde di più viene controllato di più. Per Poi capirci, non è solo scusami questione di area Francesco, geografica, è anche questione di fragilità dei pazienti. So che anche il medico non ha l'auricolare, per cui non c'è ritorno, però siccome se andiamo verso una struttura, un arancione rafforzato, per loro è sufficiente, visto che sono in prima linea, visto che l'abbiamo celebrati per un anno come gli eroi, dopodiché diciamo i comportamenti sono quelli che sono, per loro è sufficiente l'arancione rafforzato, chiedono una zona rossa? È sufficiente questo arancione rafforzato o chiedi qualcosa di più come una zona rossa? L'arancione rinforzato, da quello che ho capito delle ultime ore, vuol dire allargare anche a livello delle scuole. Sì, l'arancione rinforzato è chiusura delle scuole e divieto di recarsi nelle seconde case, oltre a tutte le limitazioni già previste. Diciamo che quello che si è visto sul confinamento e sulla popolazione adesso, i contagi asintomatici sulla popolazione infantile e sui ragazzi, quelli delle scuole, era molto elevato. Quindi penso che non sia stata una scelta sbagliata agire in questo senso. Va bene, grazie, l'avevamo già detto. Aspetta Francesco, grazie, buon lavoro, augura buon lavoro ai tuoi ospiti. E peraltro questa notizia, no, l'avevamo già avuta dalla Gran Bretagna, che la variante inglese colpiva particolarmente i ragazzi, questo era quello che ci veniva detto. Allora, vedo Cassieri da Parigi. Che aggiornamento ci puoi dare dalla Francia? Grazie per essere con noi. Anche qui la preoccupazione
Grazie per l'invito, piacere di ritrovarti in studio e non solo più in remoto come ti ho seguito, potevo seguirti nelle settimane scorse. No, la situazione qui è in qualche misura analoga a quella che si respira negli altri paesi europei, a cominciare dall'Italia, perché possiamo dire che qui c'è una sorta di lockdown in progress. Nel senso che ci sono 3 regioni, forse 4, la prima è quella delle Alpi Marittime, quindi la Costa Azzurra, a cominciare da Nizza e Cannes, che è praticamente il vero epicentro di questa nuova fase di criticità legata proprio alle varianti, in particolare la variante inglese, con un tasso di incidenza che è più che triplo rispetto alla media nazionale. Da qui la richiesta, e questo è molto interessante, da parte di tutti gli eletti locali, cioè dei sindaci di quella regione al governo, affinché potesse introdurre misure restrittive molto forti. Allora, per i prossimi weekend è previsto un lockdown molto restringente della libertà di movimento a partire dalle 6 del pomeriggio del venerdì fino alle 6 del mattino del lunedì, e questo per impedire gli assembramenti legati anche alla piacevolezza del clima di questi giorni, la concentrazione di persone nei centri commerciali, insomma la diffusione di quelle presenze sostanzialmente incontrollabili nella loro numerosità, che ha di fatto portato di nuovo a porre molto in alto l'allerta a livello anche nazionale, perché c'è anche la situazione dall'altra parte del paese. Nel nord siamo a Dunkerque, sull'Atlantico, dove addirittura è 4 volte e mezzo il tasso di incidenza delle varianti rispetto al resto della Francia. Stesso problema, leggermente ridotto, ma è molto sensibile alla regione, perché è la Mosella, che è al confine con la Germania, altro paese che è in lockdown forte, duro, ormai da molte settimane. E poi c'è la preoccupazione per l'Île-de-France, per la provincia, la regione di Parigi. Questo per dirti che, nonostante le intenzioni da parte del governo e di Macron in particolare di evitare di tornare al lockdown, c'è un pressing da parte delle strutture sanitarie del paese, da nord a sud, e da parte degli amministratori delle varie regioni, di qualsiasi colore essi siano, di fare in modo di disporre di strumenti, magari a livello molto locale, molto parziale, anche temporaneo, per dare un giro di vite, perché qui i contagi continuano a essere oltre 22.000 al giorno e qui siamo in coprifuoco anticipato alle 6 del pomeriggio da 5 settimane e i bar, i ristoranti, i caffè e tutto è chiuso dal 17 ottobre e nonostante questo il plateau, cioè il livello alto, l'altopiano dei contagi non riesce ad abbassarsi. Grazie davvero Alessandro Cassieri. Allora Crisanti, pari passo anche da Lerner, però le faccio un paio di ultime domande, professor Crisanti, perché vorrei capire. Ieri il ministro sviluppo economico Giorgetti ha incontrato il presidente di Farmindustria per il tema della produzione dei vaccini, perché è una corsa contro il tempo, no? Noi sappiamo che dobbiamo vaccinarci per impedire anche al virus di mutare, ma se i vaccini non ci sono è complicato. Quindi possiamo essere più organizzati del mondo, ma se non abbiamo il vaccino da iniettarci è inutile. Allora, io devo dire nella mia sempre totale ignoranza, lo dicevo anche un po' di tempo fa, ma perché non è possibile produrceli in casa, visto che appunto comunque ci serviranno anche non solo per ora? Ci sono possibilità, che tempi ci possono essere? Esistono delle strutture in Italia che possono, diciamo, anche in tempi più o meno rapidi? E che cosa vuol dire tempi rapidi? Mesi, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi? Produrre il vaccino, ammesso che il brevetto appunto ci possa essere dato. Certo, è un problema sia di licenze, di brevetti che di capacità di produzione. E innanzitutto bisogna prima passare lo scoglio della negoziazione della licenza e mi pare che finora nessuno è andato a negoziare con la Pfizer o con Moderna i termini di queste licenze, e questo è che a me piacerebbe vedere prima di vedere gli stabilimenti, cioè che effettivamente queste licenze ci sono e che vengono date a termini favorevoli. E poi chiaramente la ristrutturazione di uno stabilimento, addirittura la costruzione di uno stabilimento che produca secondo i criteri di qualità necessari per produrre un vaccino con la stessa efficacia, ecco, non è che è una cosa che avviene da un mese all'altro. Anche riconvertire uno stabilimento, penso ci vorranno 4 o 5 mesi, non è una cosa che si fa in un giorno. Però se non si comincia non arriviamo più, ovviamente. Certo, questo è evidente. Se avete una domanda da fare al professor Crisanti prima di lasciarlo andare? Qui sono ora gelati, i miei affetti stabili. Perché prima ha detto, lo dicevo a lui poco fa, sentir dire no, perché non c'è speranza, nel senso di comunque questa è una cosa che mi ha colpito molto. Lei ha usato questo termine, ho capito, però
lei si metta nei panni nostri, cioè No, vogliamo i non c'è vaccini, speranza. non c'è il vaccino, non viviamo. Mi permetta, guardi, io non ho mai detto non c'è speranza, ho detto semplicemente Non che c'è? l'unico modo, No, ho detto non c'è l'unico modo per uscire da questa situazione è riconoscerne la serietà e evitare di fare scelte demagogiche, cioè accontentare prima l'uno o l'altro portatori di interesse, perché Professor così Crisanti, non ne usciamo. se questa è la sua diagnosi, che è una diagnosi che non accomuna tutti i suoi colleghi, che cosa bisogna dire alla classe politica affinché la classe politica possa sensibilizzarsi perché possa prendere decisioni in sintonia con lei e con i suoi colleghi, vista la gravità della situazione? Io penso che la classe politica debba fare uno sforzo da tutte le parti per resistere alle lusinghe di vari portatori di interesse che probabilmente li voterebbero, perché altrimenti tutti tirano da una parte e da questa situazione non ne usciamo. Adesso ci sarebbe da fare tantissimi esempi, guardi, a iniziare dall'inizio, dai mesi di febbraio, sulla zona rossa e sulle zone rosse in Lombardia, per andare alle decisioni prese ad aprile di aprire tutto quanto, per poi non fare niente durante tutti i mesi estivi e pensare che tutto fosse finito, ritardare le chiusure a ottobre quando era chiaro che sarebbe esplosa l'epidemia, ecco, come quindi esplosa. se lei dovesse incontrarsi sottovoce con il presidente Draghi, che cosa gli direbbe? Chiudi. Io gli direi guarda, non dare retta a nessuno e cerchiamo di uscire da questa situazione il prima possibile e massima attenzione alle varianti. Tolleranza zero contro le varianti. Grazie. Perché rischiamo di buttare all'aria tutto quello che abbiamo fatto finora. Grazie professor Crisanti. Allora Gad, riprendiamo dalla politica, perché ogni volta che un paese entra in una crisi profonda si chiama un tecnico, no? È successo con Ciampi, è successo con Monti e succede ora con Draghi. È così? Come mai?